Anche la Banca del Sangue di Agrigento, unitamente ai numerosi centri ospedalieri siciliani, potranno raccogliere il plasma per fronteggiare e combattere il Covid-19. Il sindaco Francesco Miccichi ha voluto sensibilizzare l'ASP agrigentina, che aveva già ricevuto precise disposizioni, ed ha chiesto conferma direttamente a Ruggero Razza, assessore regionale alla sanità del governo Musumeci, garantendo immediata risposta al quesito. Durante la scorsa primavera la Regione Siciliana ha aderito al protocollo voluto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'AIFA, individuando le prime 8 strutture trasfusionali, i policlinici di Palermo, Catania, Trapani ed altri ancora, in possesso dei requisiti specifici per la produzione del plasma, collegati alle unità cliniche di trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. È stata una straordinaria partecipazione dei siciliani, ha dichiarato il presidente Musumeci, alla donazione del plasma per aiutare chi ancora è affetto da Covid-19, uno dei processi in atto per tentare di combattere questo nemico invisibile. Noi ci siamo mossi già in primavera aderendo al progetto nazionale, adesso allarghiamo ulteriormente la capacità di raccolta in altri centri, Agrigento incluso. Non sono tutti i soggetti affetti da Covid-19 che possono donare. Occorre che il plasma abbia una massiccia presenza di anticorpi neutralizzanti. Il titolo infatti dovrà risultare sulla base degli opportuni test di neutralizzazione. Per donare è necessario inoltre essere guariti da Covid da almeno 14 giorni e deve essere comprovata la negatività del donatore attraverso un tampone molecolare già effettuato.